Mantova in campo contro la Valenzana a caccia di una vittoria che manca da ormai 2 mesi e mezzo. Biancorossi reduci da 4 sconfitte consecutive in piena emergenza. Squalificati Dalla Bona, Graziani e Bersi, Spinale recupera all'ultimo minuto. La prima occasione per la Valenzana con Miracoli e c'è una bella risposta di Bellodi. Poi Ortobelli mette in calcio d'angolo. Del Sante in area viene affrontato da Lorusso. I mantovani chiedono un calcio di rigore, l'arbitro decide di lasciar proseguire, poi c'è un rimpallo su 5 che non ha fortuna. Cross di Del Sante, palla buona per Burato che spara alto da ottima posizione, occasionissima per il Mantova. Risponde subito la Valenzana, ancora con Miracoli, bel tiro di sinistro e ancora una bella risposta da parte di Mirko Bellodi che poi controlla senza problemi. Il Mantova si ripresenta in avanti con Franchi, palla buona per Tanino che calcia addosso al portiere. 2 minuti dopo ancora Franchi, l'occasione è buona ma Serena, il portiere della Valenzana, fa ancora buona guardia. Passano altri 120 secondi, punizione di Righini e traversa. L'occasione più nitida del primo tempo capita sui piedi della Valenzana, ma allo scadere del primo tempo, occasionissima anche per il Mantova, fallo di Lorusso su Zaninelli e primo rigore per i biancorossi in campionato. Il tiro di Franchi però è fiacco e Serena riesce a bloccare. Foschi presagi all'inizio del secondo tempo, subito spazzati via. Del Sante controlla una rimessa di Spinale, mette in mezzo, Franchi non ci arriva ma c'è Burato che a porta vuota porta in vantaggio il Mantova. 1-0 per i biancorossi. L'esultanza del centrocampista del Mantova al secondo gol in campionato dopo quello di Borgo Buggiano. Sulle ali dell'entusiasmo il Mantova prova a raddoppiare, 5 sfugge via bene all'avversario, palla buona in mezzo e Del Sante non ci arriva per un soffio. La Valenzana prova a reagire, la palla buona arriva a Righini, tiro da fuori area che dà solo l'illusione del gol, fortunatamente per i biancorossi. Ancora il Mantova in avanti, Spinale di testa riesce a pescare 5 che si presenta solo davanti a Serena che gli chiude lo specchio della porta. Ancora Valenzana più tardi, ha una buona occasione la squadra piemontese, ancora con Miracoli, ma Bellodi compie l'ennesima ottima parata della giornata. Al 17esimo il meritato raddoppio dei biancorossi, Del Sante mette una palla in mezzo, tocca Serena, la palla carambola su Allegrini e finisce in rete. 2-0 per il Mantova, Del Sante va a raccogliere l'applauso della curva Tè e l'abbraccio dei compagni. Sul 2-0 il Mantova rimane 10 per l'espulsione di Pettarin, Miracoli di testa chiama Bellodi ancora ad una parata. Il fischio finale dell'arbitro sancisce il ritorno della vittoria in casa del Mantova dopo 2 mesi e mezzo, l'emorragia di punti è finita, si torna a respirare un'aria migliore. Era una partita che bisognava vincere a tutti i costi, ha detto andava bene anche vincere non giocando bene, il Mantova ha vinto e ha giocato abbastanza bene anche. Ma direi di sì, credo che per le occasioni create credo che abbia legittimato pienamente questa vittoria e non era facile soprattutto per più aspetti, per il discorso soprattutto che era la terza partita come per loro del resto e soprattutto c'era da sfatare questo benedetto campo che insomma mi stava troppo ormai sullo stomaco il fatto di non riuscire a vincere mai una partita in casa. Oggi secondo me la squadra è stata anche convincente, ha fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità e devo elogiare veramente tutti, come ho sempre fatto, per il lavoro, soprattutto quelli che hanno finora giocato di meno. Avrebbero meritato gli stessi ragazzi anche mercoledì sicuramente un ben altro risultato. Non abbiamo mai mollato e questo credo che sia in un momento così particolare la risposta giusta, no, per tutti e poi siamo contenti anche per aver ridato alla nostra città, al pubblico soprattutto una soddisfazione e quindi adesso insomma ci godiamo questa vittoria, poi da martedì pensiamo a Montichiari.